Sono trascorsi ormai 100 giorni da quando Alberto Trentini, il cooperante 45enne italiano originario del Lido di Venezia, si trova arrestato in carcere ingiustamente in Venezuela. Era il 15 novembre 2024. Da quel giorno i suoi familiari non hanno più avuto da lui alcuna notizia. Sono trascorsi ormai troppi giorni. Il giornalista Giuseppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo 21 dall'Assemblea dell'Associazione, prende la parola e lancia un appello. Giulietti è stato anche a trovare Armanda Corusso, mamma di Alberto Trentini, per dimostrargli la sua vicinanza. Alberto e la sua famiglia non sono soli. 100 giorni, ben 100 giorni. Sono passati da quando il cooperante veneziano Alberto Trentini è stato messo in carcere in Venezuela, accusa ignota. Non possiamo accettare che cali il silenzio. È una vicenda complessa, ha detto il ministro Tajani. Ma i governi ci stanno per risolvere le vicende complesse. E la storia di Alberto Trentini non è una delle tante, perché alcuni degli italiani, molti in carcere nel mondo, non hanno la storia di Alberto, hanno delle accuse pesanti e delle accuse talvolta terribili. Lui no, portava le coperte agli ultimi, ai poveri. Ecco perché da Mestre, dall'Assemblea di Articolo 21, è partito un grande appello: non interferire nelle trattative, ma illuminare a giorno la vicenda di Alberto Trentini fino a quando non sarà tornato a casa.